Determinato il consigliere regionale Montanariello, Partito Democratico, nel chiedere chiarezza su ciò che si vuole sia la zona logistica semplificata. Rappresenterebbe un'occasione di sviluppo economico e produttivo, afferma, sia per i territori del Veneziano sia per quelli rodigini, e ne trarrebbero benefici tutti i territori circostanti, si può dire l'intero Veneto. Alla luce di questa potenzialità non si spiega l'esiguità del fondo di 80 milioni concessi di anno in anno, privi di una visione lungimirante, erogati tra l'altro con una tempistica incompatibile con quella che è necessaria ad un'azienda per mettere a tavolino una programmazione aziendale che possa dimostrarsi efficace. Lasciare la ZLS in condizioni da scatola vuota è una colpa dalle chiare responsabilità politiche, conclude il consigliere, definendo inoltre inaccettabile la scelta di escludere dai benefici della ZLS la città di Chioggia. L'incontro, che si è svolto a Marghera, ha visto le categorie economiche richiedere finanziamenti stabili per la ZLS Venezia Rodigino, un grido di allarme come è stato definito dal consigliere, un ultimatum che pone il governo davanti alla scelta di dare possibilità di sviluppo con finanziamenti adeguati o di mettere fine a questa che sembra con le attuali risorse una presa in giro. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.